Pronti? 1, 2, 3. Valido il primo segnale, veloce vento spritz su Renimatto e Zefanina, Rilest in quarta posizione, Zarevic Blessed è il più veloce di quelli penalizzati, precede Zimmy Cub, Toscarella e poi Apocalipto. Galoppa Rilest e allora vento spritz rimane Numero in 2 vantaggio nei Rilest, confronti di Zefanina, in terza squalificato. posizione Uranimatto che però ha perso un po' di metri ed è 15,6 la frazione iniziale, con la quale Vento Spritz si è installato al comando e precede Zefanina, Urani, Matto, Zarevic Blessed, quindi Zimmy Cub, Toscarella e Apocalipto. 31,3 per il primo quarto di gara, che è abbastanza comodo, e i penalizzati iniziano ora a recuperare, trascinati da Uranimatto che era partita allo start ma poi sull'errore di Arilest aveva perso qualche metro. 16,5 per la curva di sinistra davanti alle tribune, la fila indiana è ora compatta, Vento Spritz la guida, seguito da Zefanina, Uranimatto, Zarevic Blessed, Zimmy Cub, Toscarella, Apocalipto. Primo giro se ne va in 1,3,5, è già diventata una corsa con 800 metri in meno in pratica, perché Vento Spritz non ha fatto nulla nella prima parte di gara, sembra volersi scoprire Zarevic Blessed in anticipo su Zimmy Cub e Toscarella, e intanto il leader fa un'altra frazione in 16,1. Vento Spritz che guida, Zefanina in seconda posizione, Urani in terza, ora viene con decisione Zarevic Blessed che risale, si porta a lato di Zefanina, Zimmy Cub in seconda pariglia, va per Varchi Apocalipto che partiva dall'ultima posizione, terza pariglia esterna per Toscarella. 15,4 la dritta opposta alle tribune e si va così verso il completamento dei primi due giri con una frazione in 15,3 sulla curva di sinistra e l'ultimo passaggio davanti alle tribune, Vento Spritz, Zefanina, Zarevic al largo, Zimmy Cub in pariglia avanti a Toscarella, terza di dentro è sempre Uranimatto avanti ad Apocalipto. 14,5 davanti alle tribune, si accelera, c'è un 29,6, 2,4,6 per il primo miglio. Vento Spritz in vantaggio, Zefanina in seconda posizione, in terza Urani, fa fatica Zarevic Blessed, viene in terza ruota, allora Zimmy Cub in anticipo su Toscarella, 15,2 per la piegata di destra, Vento Spritz che ora accelera con decisione, cerca di mettere in difficoltà quelli che vengono da dietro, per ora ci riesce, Zefanina è sempre lì seconda alla corda avanti a Uranimatto, Zarevic Blessed al largo e Zimmy Cub che non progredisce in terza ruota, Vento Spritz che con una frazione in 14,4 sta tentando la fuga, Zefanina è sempre lì incollata alla sua scia, prova anche a spostare, galoppa Vento Spritz lasciando in testa Zefanina, poi Uranimatto che prova ad andare dentro al largo di tutti Zimmy Cub, Zefanina in vantaggio nei confronti di Urani che si infila in open stretch, al largo Zimmy Cub, Zefanina in vantaggio, Zefanina che vince nei confronti di Uranimatto e di Zimmy Cub. 29,5 l'arrivo, uno 16,9 il ragguaglio cronometrico sui 2500 metri per il successo di Zefanina. Orlando Orlandi per il training di Luca Orlandi, i colori della scuderia Mima. Il successo a grossissima quota dell'ultima del campo nei confronti dell'altra ultima del campo. Successo quota shock di Zefanina per un arrivo shock con il trionfo dello start. Zefanina è prima, Uranimatto è seconda, Zimmy Cub è terzo, 1, 3, 7 l'ordine d'arrivo molto probabile della 10ª corsa e conclusiva dall'Arcoveggio di Bologna.